Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non mi trovo tra le mie amate Dolomiti, bensì sono alle pendici della montagna più alta degli Appennini. Oggi sono sul Gran Sasso, in una gita molto fuori porta, ed è per questo che ho deciso di spezzare in due l'escursione. Ho lasciato la macchina poco sopra Prati di Tivo. Oggi raggiungerò semplicemente il rifugio Franchetti, anche perché è già pomeriggio inoltrato, e domani invece salirò al Corno Grande, alla cima orientale, tramite la Ferrata Ricci. Buona visione! Meteo come al solito poco clemente, ma almeno adesso sono arrivato e si è aperto un po' dalle nuvole. Per oggi allora è tutto, e domani mattina Ferrata Ricci alla cima. A domani. Buongiorno. Stamattina è una bella giornata, finalmente. Ci siamo appena svegliati, adesso facciamo colazione e poi vado sulla cima, salirò tramite la Ferrata Ricci che risale questa cengia, scenderò invece per una ferrata, penso, che corre laterale alla via normale, che hanno riattrezzato da poco, e rientro. Oggi molto lungo, non tanto rientrare alla macchina, ma tanto poi tornare su a casa. Partito dal rifugio, ci vediamo su.
cima del Gran Sasso orientale raggiunta 2900 e poco più metri. La discesa avviene a ritroso per i primi 100-150 metri forse, fino a raggiungere una piccola sella da dove si staccano due sentieri diversi. Una è la via normale, ma penso che sia in condizioni non ottimali, e l'altra invece è una piccola ferrata che hanno attrezzato di recente, che scende al ghiacciaio del Calderone, ed è la via che farò io. Poi appunto si passa a fianco al ghiacciaio, si arriva fino alla sella dei Due Corni, dalla quale poi si scende di nuovo a Rifugio Franchetti e a ritroso fino alla macchina. Io ci sono quasi, mancano gli ultimi 300 metri, sono in simpatica compagnia. Peccato che ieri fosse molto brutto, altrimenti avrei visto questo panorama anche per tutta la giornata di ieri, ma non importa, dai, l'ho visto oggi e va bene lo stesso. E si conclude così la mia esperienza di 2 giorni tra gli Appennini sul Gran Sasso d'Italia. È stata una bellissima esperienza. Il meteo purtroppo ieri non è stato un granché, però oggi è stata veramente una giornata fantastica. Le Dolomiti devo dire che sono imbattibili, però anche vedere il mare dalla cima di una montagna di quasi 3000 metri fa sempre un certo che. Io ora ho un bel po' di strada per tornare nel mio bel Veneto, e quindi per oggi è tutto. Spero che questi 2 giorni sul Gran Sasso vi siano piaciuti e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!